Con Massimo Mariotti al termine della vittoria in questo piccolo derby maremmano fra Grosseto e Castiglione Pescaia, il Grosseto batte per 7-3 la formazione del Castiglione, staccandola definitivamente, semmai ci fosse bisogno di, diciamo così, di fare un raffronto con le parti basse della classifica, ma soprattutto camerando i 27 punti in classifica. Sì, 27 punti ormai ci consolidano assolutamente fuori da qualsiasi rischio retrocessione o play-out, anzi quello che avevo chiesto alla squadra era di fare punti, perché poi ci aspettano 3 partite veramente complicate, le prossime 2 in trasferta a Bassano a Lodi e poi in casa con il Valdagno, e di conseguenza era importante fare questi punti qui e ci pone in una posizione di classifica interessante, anche se questa partita ci è costata cara, perché per una serie di motivi, dal rosso secondo me abbastanza largo dato a Sillero, quando già prima c'erano state 2 situazioni di aggancio e gli arbitri non hanno preso nessuna decisione, poi lì una situazione a mio modo di vedere assolutamente al limite ci poteva essere un blu. E poi contemporaneamente si è fatto male Pablo, si è fatto male Pippo Schiavo, e quindi abbiamo avuto una partita da giocare in emergenza nella gestione degli uomini. Però la squadra ha risposto bene, un risultato ampio, hanno giocato tutti, di questo sono contento, è entrato anche Mattia Giabbani, al di là dei primi 2 o 3 minuti, poi dopo si è sciolto un po', ha fatto quello che gli avevo chiesto, e lo stesso Luca Squarcia, quindi credo che meglio di così non si poteva chiedere. Una bella cornice di pubblico, è quello che l'insidia principale era quella del derby, cioè praticamente poi di trovarsi di fronte a una formazione che non aveva niente da perdere, dopo aver sbloccato l'incontro comunque anche con, diciamo così, non i partenti, non lo starting 5, la tua formazione, comunque i ragazzi che sono entrati hanno trovato il modo di dilagare nella fine del primo tempo e anche nella ripresa. Quando si gioca le squadre hanno sempre da perdere, quindi anche il Castiglione, che io mi auguro che raggiunga il suo obiettivo, che è quello della salvezza. Ora su tutte le piste i punti sono importanti, quindi non è venuto qui per fare passerella, ma è venuto qui per giocarsi la partita e per fare punti. Siamo stati bravi noi a indirizzarla bene, nonostante appunto sull'1-0 che abbiamo sbloccato subito, poi abbiamo subito il rosso, siamo stati 4 minuti in inferiorità numerica dove siamo riusciti a non prendere gol. Non mi sono piaciute molto le nostre superiorità numeriche, e poi mano a mano insomma ci siamo sciolti, abbiamo trovato la via della rete, potevamo anche avere un risultato più ampio, comunque va benissimo così, e ripeto, siamo alla terza di ritorno, veniamo da un filotto con questa di 4 partite, un pareggio fuori casa e 3 vittorie in casa. Rispetto all'anno scorso abbiamo insomma migliorato notevolmente la posizione, e il pubblico penso è abbastanza contento, entusiasta, incominciano anche a vedersi i tifosi, diciamo, fra virgolette ultras, e questo è importante per Grosseto la città, in attesa dell'ampliamento dell'impianto, che credo quello darà uno sviluppo definitivo alla nostra disciplina qua a Grosseto. Allora, in atteso, diciamo così, dei buoni propositi per il futuro, godiamoci questo Grosseto e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, ce ne vuole, ti ho detto, ora vediamo, domenica andiamo a Bassano e allo stato attuale siamo messi male, insomma, però questo fa parte dello sport, e ora pensiamo a recuperare quello che si può recuperare. Grazie a Massimo Mariotti.